Parlano i genitori di Andrea Favero in carcere per l'omicidio di Giada Zanola. Se mio figlio ha fatto questo, deve pagare, dice il padre. 2 operai feriti dalle esalazioni della cisterna che stavano sistemando a Galliera sono ancora in gravissime condizioni all'ospedale di Padova. Incidente nella bassa padovana lungo la Monselice Mare. Nel tardo pomeriggio di martedì coinvolte 3 auto. Dopo le segnalazioni di persone sospette nell'hotel abbandonato, i carabinieri organizzano un blitz a Montegrotto Terme trovando 7 sbandati. Conto alla rovescia per la tornata elettorale. A Padova i 47 presidenti di seggio, l'invito fila unica e non suddivisa tra maschi e femmine. Presentiamo i 3 candidati sindaco per la città di Monselice alle prossime elezioni. Ecco cosa ci hanno raccontato. Continuano i pellegrinaggi in Basilica in vista della festa di Sant'Antonio. Ieri a Padova il vescovo emerito di Chioggia, Monsignor Adriano Tessarollo. Un buongiorno a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nel nostro consueto spazio dedicato all'informazione di Padova e provincia. Come di consuetudine, in apertura la cronaca. Parlano per la prima volta i genitori di Andrea Favero, il 38enne di Vigonza, in carcere per aver ucciso la compagna Giada Zanola. Ieri il sopralluogo della polizia nell'abitazione della coppia. Intanto sono stati fissati i funerali di Giada. La cerimonia è per domani alle 13:45 a Folzano, in provincia di Brescia. Io sono la sua mamma, quindi mi pare impossibile che mio figlio abbia fatto una cosa del genere. Se devo dire. Quando ha sentito la notizia? Devo dire che per me il mondo è finito. Per una mamma il mondo è crollato ed è difficile. C'è solo un bambino di 3 anni, che è l'unica cosa che io devo assolutamente preoccuparmi. C'è tutto l'amore di una madre che non vuole rassegnarsi alle gesta di un figlio, nelle parole di Adriana Tommasin, la mamma di Andrea Favero, il 38enne camionista in carcere per l'omicidio della compagna Giada Zanola, morta dopo essere stata gettata dal cavalcavia vicino a casa. La polizia ha cercato per ora il cellulare della donna, rimasto attivo fino alle 4 di notte del 29 maggio e che ha agganciato come ultima cella proprio quella della casa di Via Prati. Nel cellulare ci potrebbero essere le foto che Giada si era scattata per immortalare i lividi sul suo corpo. Il papà di Andrea Favero però esclude che il figlio abbia picchiato la compagna. Io non le ho neanche mai viste sinceramente, a mio figlio non me le ha neanche mai dette queste foto con i lividi, perché io l'avevo visto anche 2 giorni prima, ma mio figlio non aveva, la Giada non aveva lividi, io non l'ho sinceramente, credetemi, nel profondo del cuore non l'ho mai vista con lividi. I genitori di Andrea Favero in questi giorni si stanno occupando del nipotino di appena 3 anni che chiede della mamma e di poter giocare con il papà. Adriana Tommasin conferma che il figlio era rimasto affranto dalla cancellazione del matrimonio, ma che non lo aveva mai visto litigare con Giada. Ma io non li ho visti male, se devo dirle la verità. Assolutamente. So solo che è molto affranto, questo sì. Quello che voglio dire è che non sta a noi decidere di togliere la vita a una persona, ma c'è una persona solo. E se Andrea ha sbagliato è giusto che paghi per quello che ha fatto. I genitori di Favero nei prossimi giorni chiederanno di poter incontrare il figlio in carcere. Intanto le indagini proseguono. I poliziotti della squadra mobile ieri hanno cercato il cellulare anche nel pozzo, poi sono entrati nell'abitazione dove sono usciti dopo molte ore con una scatola piena di oggetti sequestrati. Perquisita ed analizzata anche l'auto della coppia, quella usata da Andrea Favero per arrivare fino al cavalcavia di Via Prati e dove sarebbe salita Giada prima di precipitare sulla A4. L'abitazione alla fine è stata chiusa e posta sotto sequestro. E domani a Vigonza, per ordinanza del sindaco, è previsto il lutto cittadino. Adesso voltiamo pagina perché continuano le indagini dello Spisal sull'incidente nell'azienda di Galliera Veneto, dove sono rimasti feriti, coinvolti 4 lavoratori. Sulle loro condizioni di salute ci aggiorna in diretta Federico Fusetti con Cristian Rocche Allende. Federico. Buongiorno Alex, buongiorno a te, ai telespettatori di Telenord Est.
Sì, due i fronti li hai anticipati, sono quello giudiziario per quanto riguarda la tragedia, anche se per fortuna non ci sono decessi, però ci sono dei feriti e anche gravi. Dicevo, per quanto riguarda la tragedia relativa alla cisterna in cui c'era il catrame liquido, le cui esalazioni hanno portato in gravi condizioni in ospedale 3 dei 4 feriti che attualmente si registrano. E poi c'è il fronte naturalmente giudiziario, che è altrettanto importante, però più importante sicuramente la situazione dei feriti. Dicevo, dei 4 feriti, uno è ricoverato a Treviso in gravi condizioni, gli altri 3 sono ricoverati a Padova. Di questi 2, le notizie sono arrivate pochi minuti fa dall'azienda ospedaliera, sono ancora in gravi condizioni in terapia intensiva, ma stabili. Questo è il bollettino, o meglio le informazioni che ci sono arrivate. Il terzo ferito ricoverato a Padova invece è in osservazione, le sue condizioni sono molto migliori e i medici in questo caso sono ottimisti. Naturalmente se ci dovessero essere variazioni a questa situazione, poi ve le daremo soprattutto nel nostro telegiornale di questa sera. Per quanto riguarda invece la parte giudiziaria, la Procura ha aperto un fascicolo per lesioni colpose, questo anche per poter indagare più a fondo su quello che è accaduto. Certamente la discussione è sui sistemi di sicurezza, una discussione che coinvolge anche i sindacati, che dicono troppi incidenti, facciamo un appello ai lavoratori di tutte le aziende perché chiedano sempre l'utilizzo dei dispositivi individuali di sicurezza per essere veramente sicuri e, scusate il gioco di parole, che non avvengano drammi di questo tipo. Allora vi lascio alle interviste e al servizio sui sindacati, questo servizio di Valentina Visentin, e Alex ti restituisco la linea. Purtroppo, come dire, si susseguono questi incidenti, per ora sembra, come dire, che non abbiano conseguenze mortali, però hanno un tratto distintivo con gli altri incidenti. C'è un incidente di gruppo e su questo, come dire, va aperta sicuramente una riflessione su quello che è il tema dell'organizzazione del lavoro. Tra l'altro, tra gli infortunati è presente anche il titolare dell'azienda, da quello che abbiamo capito, quindi il punto di riferimento è come è organizzato il lavoro, come vengono date anche le procedure di sicurezza. In quel caso stiamo parlando di un lavoro in uno spazio confinato. Non meno di 20 giorni fa a Casteldaccia ci sono stati dei morti sempre in un luogo confinato, vuol dire che non stiamo imparando nulla. Io mi chiedo, ma come hanno fatto i pompieri a scendere e a prelevarli senza rimanere dentro anche loro? Perché loro avevano le disposizioni di protezione individuali. Io mi rivolgo a operai, chi lavora, devono sempre pretendere disposizioni di protezione individuali, altrimenti hanno la facoltà anche di rifiutare di fare delle mansioni che mettono a repentaglio la loro vita. Poi dopodiché, quando arriveranno le contestazioni disciplinari, saremo anche in grado di dimostrare che hanno ragione loro. Anche questo deve passare come messaggio. Voltiamo pagina. Ieri pomeriggio si è abbattuto su Padova un violento temporale. In meno di un'ora e mezza, dalle 15 alle 17 circa, sono caduti 22 mm di acqua. Numerosi disagi in città, alcuni sottopassi sono stati sommersi. Da venerdì è invece attesa un'ondata di calore con picchi che per la prima volta quest'anno supereranno i 30 gradi. Ancora cronaca, parliamo di un incidente sulla strada della Monselice Mare, siamo nella Bassa Padovana. 3 le auto coinvolte in un incidente nella Bassa Padovana lungo la regionale 10 Monselice Mare a Schiavonia. Il bilancio è di 2 feriti. I vigili del fuoco, accorsi da Este, sono intervenuti per mettere in sicurezza i mezzi, mentre i 2 feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del SUEM. I 2 uomini, di cui uno in codice rosso, sono stati trasferiti in ospedale, il più grave con l'elicottero del SUEM. La strada, durante le operazioni di soccorso, è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni sono terminate dopo circa un'ora e mezza. Blitz dei carabinieri a Montegrotto Terme all'interno di un hotel abbandonato.
Blitz dei carabinieri nell'hotel Berta di Montegrotto Terme, una struttura ormai abbandonata da alcuni anni. I militari, supportati dai carabinieri cinofili del nucleo di Torreglia e dalla polizia locale, hanno controllato tutto l'edificio. All'interno della struttura, accampati in alcune stanze, hanno sorpreso 7 cittadini extracomunitari, 3 tunisini e 4 marocchini che erano entrati abusivamente. I 7 dovranno rispondere alla procura del reato di invasione di terreni o edifici, mentre uno, l'unico irregolare sul territorio nazionale, peraltro già espulso, è indagato anche per essere rimasto in Italia. Un blitz concordato tra forze dell'ordine e amministrazione che ha raccolto le lamentele dei cittadini. Amministrazione che lancia un appello infatti ai residenti perché segnalino sempre la presenza di persone sospette all'interno degli hotel dismessi. Le segnalazioni sui social invece rischiano di rendere inutili gli interventi delle forze dell'ordine. Inoltre è forte la collaborazione tra amministrazione e proprietari degli hotel che spesso sigillano gli ingressi, anche se questo non basta a tenere gli sbandati fuori dalle strutture. Rischia di annegare dopo essere caduto nel bacchiglione. La polizia locale ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per fare chiarezza sulla caduta, intorno a mezzogiorno di ieri, di un uomo di 64 anni, residente in provincia di Padova. A far scattare l'allarme i passanti, sul posto gli agenti della polizia locale, i carabinieri, i vigili del fuoco e il SUEM che hanno recuperato il 64enne portato in pronto soccorso. Non è in pericolo di vita. Dell'incidente è stata informata anche la procura. E adesso parliamo di politica perché ci avviciniamo alle elezioni. Sabato e domenica si voterà anche a Monselice. Abbiamo sentito il sindaco uscente Giorgia Bedin. Giorgia Bedin, 46 anni, sindaco uscente di Monselice, avvocato di professione, sposata e madre di 2 ragazze. Per 5 anni è stata il primo cittadino della città della Rocca. Ora si ripresenta alle urne per un secondo mandato. Il nostro slogan infatti è uno slogan che non va bene per tutti, non è copia e incolla, rappresenta chi siamo e cosa abbiamo fatto. E infatti è fatti, risposte e futuro. Fatti perché in 3 anni e non in 5, perché 2 il Covid li ha portati via non solo a Monselice ma a tutta l'umanità, abbiamo realizzato il 70% del programma elettorale. Risposte perché abbiamo dato risposte concrete e quotidiane ad ogni cittadino e perché abbiamo dato risposte a problemi irrisolti a Monselice da 10, 20, 30 e 40 anni. Futuro perché in questi anni abbiamo lavorato e abbiamo già oggi i progetti pronti per il futuro di Monselice. La cosa che mi dà però più soddisfazione, a parte i risultati che sono fondamentali, è stato in tutti questi anni e ancora oggi il calore della gente. Tra i simboli di Monselice c'è proprio la Rocca, fragile e maestosa come il territorio circostante. Noi abbiamo fatto quello che in 20 anni non aveva fatto nessuno, e cioè abbiamo trovato i fondi sui progetti per la messa in sicurezza della frana di San Tommaso e abbiamo portato a casa 1.100.000 euro, di cui 520.000 di PNRR, 256.000 dalla Regione del Veneto, 100.000 dalla provincia di Padova e 200.000 di fondi di bilancio comunale. Quindi anche su questo punto abbiamo dato a Monselice una risposta che attendeva da decenni. La Lega, insieme ad altre 3 liste civiche, sostengono Giorgia Bedin. Il centrodestra però a Monselice si è presentato diviso. Perché questo non succedesse ci abbiamo messo tutta la forza e tutto l'impegno. Abbiamo cercato un accordo, abbiamo aperto le porte sia a Forza Italia che a Fratelli d'Italia, che però non hanno accettato di correre insieme. E come detto, il centrodestra corre spaccato a Monselice. Candidato di Forza Italia e Fratelli d'Italia è Luca Callegaro. A contendere la poltrona di primo cittadino di Monselice ci sarà anche Luca Callegaro, 56 anni, da 15 sindaco di Arquà Petrarca e coordinatore provinciale di Forza Italia. Da molto tempo è residente nel comune della Bassa Padovana. Salute e territorio tra gli impegni principali se dovesse diventare sindaco. Innanzitutto un occhio attento alle frazioni che in questi 5 anni sono state abbandonate a se stesse e quindi c'è uno stato di abbandono, invece le frazioni vanno aiutate. E poi abbiamo il grande appuntamento del giubileo dell'anno prossimo, siamo già in ritardo, 6 mesi sono pochi per operare, ma ci metteremo subito a capofitto per portare avanti anche questa bella iniziativa che può portare
tanti turisti a Monselice, un turismo religioso particolare. E infine il tema della sanità, su cui noi ci batteremo forte assieme agli altri sindaci della Bassa Padovana, dell'ex 17, per rilanciare un ospedale che dopo la pandemia, ahimè, è andato in crisi e in sofferenza. La Rocca non deve essere solo un simbolo sulla carta della città di Monselice, ma diventare luogo attrattivo anche per il turismo. Così come tutto il territorio collinare è un territorio molto fragile, dovremmo ricercare fondi anche per mettere in sicurezza quelle aree che alla prima pioggia vanno in sofferenza, quindi una lotta forte anche sotto il profilo idrogeologico. Ma la Rocca è anche un simbolo, quindi la Rocca deve diventare per Monselice proprio un onore e un prestigio da far vedere a più gente possibile, perché è un territorio bellissimo, è un salotto che va valorizzato. Callegaro è sostenuto da Forza Italia e Fratelli d'Italia, oltre a 2 civiche. È mancata però l'unione del centrodestra. La Lega negli ultimi mesi ha preso proprio una via, e l'abbiamo visto anche con le provinciali, quelle di correre da solo, e così stanno facendo anche in tanti comuni. Forse vogliono pesarsi, non lo so. Io spero poi al ballottaggio, quando si andrà a ballottaggio, il centrodestra si ricompatti per portare quell'interità di intenti che contraddistingue il centrodestra. E il terzo candidato alla poltrona di sindaco è Giannino Scanferla. Vediamo. A correre per la poltrona di primo cittadino di Monselice c'è anche Giannino Scanferla, 67enne, pensionato che è stato insegnante di scuola superiore per oltre 40 anni. A sostenerlo l'area progressista con il Partito Democratico e una civica sostenuta dal Movimento 5 Stelle e il Movimento Ambiente e Società. Per una decina d'anni, circa 30 anni fa, è stato anche assessore e presidente del Consiglio Comunale. Per lui l'impegno principale per Monselice è la sanità. Il primo provvedimento sarà quello di convocare tutti i sindaci della ex ULS 17 affinché si possa fare squadra nei confronti della direzione sanitaria dell'ospedale Madre Teresa di Calcutta e della regione, perché questa sofferenza di questi 180.000 abitanti della Bassa Padovana, compresa Monselice, possa terminare. Non solo salute, ma anche lavoro sono priorità queste per il territorio. C'è notevole carenza al punto tale che le nostre industrie ricercano personale qualificato e anche non qualificato, però non riescono a reperirlo nel nostro comune e nei comuni contermini. Al 24 maggio scorso c'erano 150 richieste in una piattaforma social che metteva a disposizione, che chiedeva lavoro per Monselice. Questa è una congiuntura importante che deve essere utilizzata anche nell'ipotesi che si arrivi e si cominci il percorso di dismissione delle cementerie per renderle compatibili con il piano ambientale del Colli Euganei. L'imponente Rocca di Monselice deve diventare simbolo di rinascita di tutto il territorio. Per noi è il simbolo della rinascita della città dal punto di vista culturale, dal punto di vista paesaggistico e dal punto di vista turistico. È certo che la fragilità di questo colle deve essere considerata e non deve essere considerata solo nei momenti dell'emergenza, perché qui ci vuole prevenzione anche da quel punto di vista. A Padova città, e chiudiamo la parentesi politica, si vota solo per il rinnovo del Parlamento europeo. Ai 47 presidenti di seggio è arrivato l'invito: fila unica e non suddivisa tra maschi e femmine contro ogni forma di discriminazione. E intanto continuano i pellegrinaggi delle diocesi venete in Basilica verso il grande appuntamento della festa di Sant'Antonio. Quest'anno si vuole sottolineare soprattutto che il Vangelo annunciato da Antonio è stato soprattutto il Vangelo della pace, con quel significato ampio che ha la pace all'interno delle scritture, delle annunci e delle promesse. Per questo vogliamo soffermare un poco la nostra attenzione su Antonio, annunciatore e testimone di pace e di riconciliazione. A fronte dei numerosi drammi e conflitti che affliggono la nostra umanità, sono maggiormente sotto i nostri occhi i conflitti tra Russia e Ucraina, Israele e Palestina, ma non sono i soli.
e siamo anche quotidianamente spettatori e testimoni di tante diverse e gravi forme di violenza che si verificano in questi nostri tempi e anche in questa nostra casa, nel nostro territorio. Conflitti sociali, corruzione, sfruttamento dei poveri, violenze contro le donne, violenze anche tra gruppi di giovani e addirittura adolescenti, indifferenza nei confronti di migranti e non mancano neanche contrapposizioni all'interno delle nostre famiglie e non raramente nella Chiesa. Allora la nostra preghiera a Sant'Antonio questa sera interceda presso il Signore Gesù, per sua intercessione, il dono della pace, che questo dono trasformi tutti i cristiani in costruttori di pace. TG Padova finisce qui, come sempre vi ringrazio per aver scelto la nostra informazione, l'invito è quello di restare con noi per una giornata di informazione e non solo su TNE.